La voce del cielo al pastore dei pastori. L'8 dicembre 1869 Pio IX aprì ufficialmente il Concilio Vaticano I, voluto dal Papa allo scopo di esporre chiaramente la dottrina cattolica in serrato confronto con gli errori moderni e per definire dogma di fede la prerogativa della infallibilità del Papa. Ma i tempi, per lo stato della Chiesa, volgevano tristi. La guerra tra la Francia e la Prussia era nell'aria e la sopravvivenza medesima dello Stato Pontificio, difesa strenuamente dal governo del Papa, era in serio pericolo. Si comprende l'ansia di Pio IX nel tentativo di conoscere i segni dei tempi che coinvolgevano con il poter temporale i destini della Chiesa medesima. Fu detto e scritto che il Papa interrogò personalmente Don Bosco, le cui ispirazioni profetiche erano divulgate, nei 2 lunghi colloqui privati che gli concesse nell'udienza dell'8 e del 12 febbraio. Le precedenti edizioni di questo libro riportavano anche le battute drammatiche del dialogo tra Don Bosco e il Papa. In realtà, questi parlò delle speranze che riponeva nel concilio e chiese al santo di diffondere tra il popolo con la collana di letture cattoliche la dottrina sulla infallibilità del Papa. Gli chiese anche qualche previsione sul futuro del concilio e della Chiesa. In una successiva udienza, 12 febbraio, Don Bosco consegnò al Papa alcune pagine di previsioni sull'avvenire. L'esposizione, di cui si conserva l'autografo di Don Bosco, ha uno stile immaginoso, simbolico, nel quale le previsioni si intrecciano alle invettive, agli appelli sovente misteriosi e confusi. Ora la voce del cielo è al pastore dei pastori. Tu sei nella gran conferenza con i tuoi assessori. Allusione questa al concilio e ai padri conciliari, in numero di 700 venuti da tutto il mondo. Ma il nemico del bene studia e pratica tutte le arti contro di te. Seminerà discordie tra i tuoi assessori. Susciterà nemici tra i figli miei. Le potenze del secolo vomiteranno fuoco e vorrebbero che le parole fossero soffocate in gola ai custodi della mia legge. Ciò non sarà. Tu accelera. Se non si sciolgono le difficoltà, siano stroncate. Se sarai nelle angustie, non arrestarti, ma continua finché sia troncato il capo dell'idra dell'errore. Questo colpo farà tremare la terra e l'inferno, ma il mondo sarà rassicurato e tutti i buoni esulteranno. I giorni corrono veloci, gli anni si avanzano al numero stabilito, ma la gran regina sarà sempre il tuo aiuto e come nei tempi passati, così per l'avvenire sarà sempre grande e potente aiuto della Chiesa. Anche del Papa, poche righe più avanti, si dice testualmente: Ora egli è vecchio, cadente, inerme, spogliato di tutto, tuttavia con la parola fa tremare il mondo. Questo è tutto quanto Don Bosco predisse sul concilio e sul futuro del Papa. Lo sviluppo storico ha confermato quanto quella visione liberatoria, ma per il momento impietosa, fosse nell'ordine delle cose disposte dalla provvidenza per i suoi misteriosi fini.